La domanda se stanno aumentando i casi nella popolazione è una domanda che ci siamo posti nel tempo per molte volte, e fino a 2 anni fa la risposta era che non erano in aumento i casi. Però negli ultimi 2 anni, a seguito della pandemia, abbiamo avuto un forte aumento delle richieste, soprattutto nei pazienti di minore età, quindi nei pazienti più giovani. Quindi adesso questo fenomeno è sotto l'occhio dei riflettori e lo stiamo studiando per capire se si tratta di un aumento vero e proprio dell'incidenza dei casi di anoressia nervosa o se si tratti di una precocizzazione dell'esordio dell'anoressia nervosa, cioè una ulteriore diminuzione dell'età di esordio che già avevamo osservato negli anni precedenti alla pandemia. Però di sicuro c'è stato un aumento delle richieste e un aumento anche delle acuzie con cui si presentano i casi, quindi più spesso adesso i casi hanno bisogno di un ricovero, hanno bisogno di un intervento urgente, si rivolgono al pronto soccorso o appunto richiedono un ricovero all'interno dell'ospedale, e questo è qualcosa che è diciamo molto aumentato proprio negli ultimi 2 anni. La persona più colpita tipicamente è una giovane donna. Sempre più però negli ultimi anni la giovane donna si sta trasformando in una giovane adolescente, quindi è in corso una precocizzazione dell'età di sviluppo di questi disturbi. Il perché questo succede non è ancora del tutto noto. Probabilmente stanno giocando un ruolo l'accesso ai social media, il fatto che sempre di più lo scambio tra adolescenti, e questa cosa si è molto acutizzata durante la pandemia, gli scambi tra adolescenti, i confronti anche fisici che si fanno tra adolescenti adesso passano attraverso i social media, e questa cosa probabilmente, oltre che dare un aumentato rischio di sviluppo, è anche qualcosa che aumenta la precocizzazione del disturbo. I primi segnali d'allarme sono una particolare attenzione al corpo, con una tendenza ad agire questa attenzione anche sul comportamento alimentare. Queste giovani ragazze tendono a usare o l'attività fisica allo scopo di dimagrire, di controllare il peso, oppure restringono molto l'alimentazione, oppure fanno tutte queste cose assieme, o possono ricorrere anche al vomito autoindotto, l'abuso di farmaci o cose di questo tipo. Ovviamente più sono i modi con cui controllano il peso, più questa cosa si ripercuote sulla salute e ha conseguenze anche molto gravi sulla salute fisica. Ovviamente in questi casi è importante agire subito da un punto di vista medico per impedire che ci siano danni poi permanenti per la salute futura di queste giovani ragazze. Qui a Padova da tanti anni c'è un centro per i disturbi alimentari che la Regione ha promosso come centro regionale da circa una decina d'anni. In Veneto è stato proprio il capofila a Padova, abbiamo organizzato una rete di servizi, quindi ogni provincia ha un centro provinciale e ci sono 2 centri regionali, uno a Padova e uno a Verona nelle 2 sedi universitarie. Quindi il centro di Padova ha sviluppato molto la terapia ambulatoriale, che è la terapia più efficace, con delle psicoterapie specifiche, un appoggio ai familiari, un intervento psicoeducazionale ai familiari, e quando questo non è sufficiente si ricorre a un day hospital. Abbiamo da alcuni anni, grazie anche all'aiuto di un'associazione di familiari che ci ha aiutato anche con dei fondi, quindi in modo anche materiale, a organizzare questa cosa, abbiamo finalmente un day hospital riabilitativo dove le ragazze che sono in difficoltà a recuperare il peso a casa possono riabilitare la loro nutrizione, quindi possono rimparare ad accettare a poco il cibo. Quando anche questo non fosse sufficiente, bisogna invece ricorrere a un ricovero. L'ospedale di Padova fornisce o l'intervento acuto, il ricovero, quindi il primo intervento quando c'è bisogno, c'è un rischio di complicanze, o la terapia ambulatoriale o la terapia riabilitativa in day hospital. Quindi ha, diciamo, tutta la gamma dei possibili interventi per essere efficaci nella lotta contro questa malattia che è molto insidiosa e che, vorrei ricordare, è la malattia psichiatrica con la più alta mortalità.